Alle 2 di notte si trovavano in macchina senza mascherine e senza motivazioni valide, per questo due giovani della Castellana sono stati sanzionati dai carabinieri della città del Giorgione nel corso di uno dei tanti controlli dedicati al rispetto del DPCM del 3 novembre. I due ragazzi, uno di 24, l'altro di 26 anni, non conviventi, si sono fermati all'alta dei militari, ma di fronte alla richiesta di fornire spiegazioni, uno dei due ha tentato di darsi addirittura alla fuga nei campi, aggravando la propria posizione. Da qui un rosario di contestazioni amministrative e penali, riepilogando super multa di diverse centinaia di euro per aver viaggiato senza giustificato motivo e in pieno coprifuoco, e altra sanzione per averlo fatto senza mascherina, dispositivo obbligatorio se non si è conviventi, cifra aumentata se si viaggia in auto fino a 1.300 euro. Infine, per uno dei due è scattata anche la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. E proprio a Castelfranco fanno discutere alcune immagini sui social che parlerebbero di un sabato contrassegnato da assembramenti in centro, ma su questo fronte sono le stesse forze dell'ordine a escludere movida selvaggia e anche il sindaco. Assembramenti non ne vedo, dalle forze dell'ordine non mi arrivano segnalazioni particolari. Ieri c'era un caso di un tavolino ed è stato diviso perché c'era una situazione che non era conforme, ma sostanzialmente vedo una situazione che tiene. Insomma, le foto che girano in rete vanno contestualizzate. Sono situazioni che forse a colpo d'occhio possono creare anche confusione, ma non è così, non è così, la situazione è sotto controllo in una città che ancora vive nel rispetto delle misure di sicurezza.